Tutti i maggiorenni di Treviso, sicuramente individuati, non potranno mai più venire nel territorio veneziano per i prossimi 2 anni. Linea dura. Il questore di Venezia raccoglie virtualmente l'appello delle istituzioni di Jesolo e presente al conto. Daspo di 2 anni dalla provincia di Venezia, pronto per i maggiorenni della baby gang in via di identificazione, quella accusata del violento raid punitivo contro i bagnini nella zona di Piazza Trieste. Maurizio Masciopinto non si sbilancia sulle indagini in corso, ma fa capire come dalle risultanze la trentina dei ragazzi fosse composta di elementi più grandi e più piccoli, con i primi forse a trainare il gruppo. Ma anche per i giovanissimi ci saranno conseguenze. Per i minorenni scatteranno altre misure di monitoraggio delle loro famiglie, dei sistemi integrati, verranno attivate anche le competenze di natura sociale, fermo restando l'attività investigativa, ma quella è competenza dell'autorità giudiziaria. Il questore promette pugno di ferro, come è accaduto a Mestre e Venezia per gli analoghi allarmi recenti, ma sa anche che sul litorale, con l'estate, il problema si potrebbe ripresentare più volte. Ecco perché venerdì guiderà un vertice proprio a Jesolo, in commissariato, per incontrare anche le categorie del commercio e del turismo, a stretto contatto ogni giorno con la gente, perché una falla c'è stata nell'ultimo episodio. L'evento che è accaduto ha avuto vari momenti, noi però siamo stati informati solo nel finale, quando tutti i fatti erano accaduti. Se già ad esempio nella mattinata ci fosse arrivato un alert per cui noi potevamo già mettere in campo delle risorse, probabilmente l'evoluzione negativa non ci sarebbe stata. L'obiettivo dunque è creare al più presto una stretta rete di informazioni tra esercenti e forze dell'ordine. Noi naturalmente non chiediamo che altri faccino quello che spetta a noi. Noi siamo demandati dallo Stato a svolgere azioni di sicurezza, però dobbiamo creare delle sensibilità all'interno di chi è preposto invece ad attività commerciali, a creare subito dei sistemi di alert per cui noi siamo informati immediatamente di tutto quello che accade.